c'è stato un inizio che va molto indietro nel tempo, molto più di quanto si pensi, nel senso che i vecchi appassionati che hanno cercato di, di fondare un'associazione proprio per la diffusione di questa musica, risalgono addirittura all'anteguerra. C'è un jazz club a Padova che si chiamava Hot Club Padova, cito a memoria, potrei anche sbagliare, che è stato fondato da Renzo Forcellini nel 1938. Forcellini è ancora vivente a Roma e sì, ogni tanto così ricorda questi tempi eroici, perché è veramente difficile anche per via dell'establishment che c'era allora, che non voleva sentire parlare del jazz a livello ufficiale, perché poi ce l'avevano in casa. Mussolini aveva due figli, uno appassionato e uno addirittura pianista, insomma, quindi